Qui siamo con Riccardo, siamo nella parte più alta della collina, quindi nell'eroico, più eroico possibile. Tu presenti un cingolato gommato con baricentro molto basso, un portaattrezzi sul quale per il momento c'è un decespugliatore, ma potresti applicare anche delle altre macchine. Questa macchina qui che è appunto un portaattrezzi cingolato per viticoltura, una macchina tedesca con una potenza di 70 cavalli, con una dimensione molto contenuta, che potrebbe tranquillamente sostituire il classico trattore, perché ci permette di applicare qualsiasi tipo di accessori. Infatti noi vediamo qui questo con questo decespugliatore sul braccio, però possiamo mettere su la cimatrice, l'atomizzatore e quindi andare a svolgere tutti quelli che sono i lavori in vigna. È una macchina reversibile molto compatta che permette di entrare dove con un normale trattore non si potrebbe entrare, e anche su pendenze molto importanti non abbiamo problemi perché il baricentro è molto basso, il motore è praticamente rasente alla terra e riusciamo a fare svolte su capezzagni anche a 45 gradi senza nessun tipo di problema, perché appunto avendo una massa praticamente il baricentro si trova all'incirca a questo livello. Diciamo che striscia per terra. Esatto, è come dar via veramente. Quindi è un elemento di Esatto. sicurezza importante. Esatto, anche in condizioni di bagnato, magari dopo le piogge intense che bisogna andare dentro a fare i trattamenti tempestivi, con una macchina di questo tipo problemi non. E non come abbiamo. larghezza di lavoro siamo intorno al metro? Allora, abbiamo questa versione che appunto è 70 cavalli, si può avere o da 1,5 m come in questo caso, oppure anche da 90 cm. Scendendo abbiamo macchine più piccoline con potenze minori e arriviamo per esempio a un 40 cavalli su 70 cm di larghezza. Grazie Riccardo.